Considerazioni veloci, come diceva il collega della NACEL prima, noi abbiamo presentato già a vari sindaci a partire da novembre del 2010 quelle che secondo noi come CNA, quindi come rappresentanti degli artigiani, erano le linee guida che potevano portarci a una rivalorizzazione del costruito, soprattutto nella provincia di Rovigo, dove noi abbiamo il minor utilizzo dei vecchi fondi, 36%, siamo stati la provincia che in Veneto li ha usati meno. Abbiamo più del 60% del patrimonio che, come vedevamo prima, era risalente agli anni 70. A questo punto noi abbiamo presentato una serie di iniziative e di idee che si riflettevano su due fronti. Prima abbiamo visto che c'è una scarsa valorizzazione, uno scarso rinnovamento dell'edilizia pubblica. Purtroppo sappiamo che per motivi economici l'edilizia pubblica o gli appalti sono praticamente bloccati, perché i comuni non ce la fanno a pagare, non hanno i fondi per poter ristrutturare e quindi fanno pochi appalti. Quei pochi appalti che fanno li fanno molto grossi, molto spesso con società esterne, fuori regione, fuori provincia. Noi puntiamo l'attenzione sul fatto che abbiamo tanti piccoli imprenditori, tanti artigiani che fanno ricerca e innovazione, a differenza di quanto si è sentito, qualcuno ha detto prima. Molto spesso, secondo me, l'innovazione viene fatta dal piccolo nella cantina di casa o comunque nella propria azienda e investe tempo e denaro per la formazione e la riqualificazione sua e del suo personale, e quindi magari sviluppando degli accordi di cessione del credito da parte del comune con le banche o delle USL con le banche, potrebbero permettere alle piccole aziende di ricevere quei soldi in tempi rapidi per poter affrontare una crisi e un rilancio economico. Dall'altra parte, per quanto riguarda la formazione, noi su Rovigo abbiamo fatto degli accordi con l'Ordine degli Architetti proprio per stimolare quello che è l'ecocompatibilità dei nuovi fabbricati. E quindi secondo me, non so quanti architetti oggi siano in sala, però sappiamo che sono comunque attenti a queste cose. Esatto. E quindi ci sono delle collaborazioni che portano a questa rivalutazione, anche se magari piano, però mi sembra che ci sia dell'attenzione. Poi, economicamente cosa possiamo fare per ripartire? È un momento difficile, è un momento in cui il 55% è sicuramente interessante per le famiglie, forse non in 10 anni. Cioè 10 anni per ammortizzare una spesa che spesso è elevata, perché una ristrutturazione, se pensiamo a un cappotto 20-30 mila euro di un cappotto, una famiglia, recuperarlo in 10 anni forse è troppo lungo, anche perché chiedere un finanziamento a 10 anni in una banca con i tassi attuali diventa difficile. Quindi ben venga la ristrutturazione, ben venga la valorizzazione, magari un coinvolgimento da parte della provincia di spendersi un attimino in aiuti alle famiglie o alle imprese, quindi studiare assieme qualche metodo che possa agevolare i tassi di interesse, che possa agevolare la ristrutturazione, quello sarebbe una cosa sicuramente interessante. Grazie anche